Amici bellini, facciamo il punto della situazione, visto che quella che doveva essere un allenamento, una scambata, l'hanno comunque chiamata amichevole, quella con la Casertana, e io, insomma, dormivo. Devo ammettere che dormivo alle 10 del mattino, alle 3, alle 4 del mattino per me è troppo. Però, visto che il risultato porta alcuni tifosi a preoccuparsi, io direi di stare molto calmi e cominciare. Allora, ma calma, ma veramente, ma in tutti e due i sensi però, ci tengo moltissimo. Benvenuto Andrea il solitario. E tu però non sei venuto solitario perché in tanti si sono iscritti e io do il benvenuto a tutti. Vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo un like così a prescindere per un punto di vista un po' più equilibrato. Tutto quello che leggete, i tifosi che magari si lamentano dei tifosi troppo critici, oppure quelli critici che si lamentano di quelli che scrivono vabbè con l'Isacco si può mantenere, dipende dalla bolla, dalla vostra bolla, dal vostro algoritmo dove siete circondati da alcuni tipi di tifosi. E sapete come funziona l'internet in generale, nei vari mini social. Se tu la spari grossa c'è una sorta di interazione naturale di quelli che si zelano, di quelli che scrivono ma non capisci niente di calcio, e di conseguenza quella roba la gira e diventa più rumorosa, e io invece sempre con molta calma. Però se ci spostiamo un attimo, ho trovato un sito simpatico che è napolissimo.net che ha fatto all'epoca, in tutti gli anni, il recap di tutte le amichevoli, perché sta girando anche questo screenshot con alcune insomma le amichevoli dell'anno scorso, le amichevoli di Garzia. Queste sono le amichevoli dell'anno scorso e io sono andato a rivedere un mio video dove c'era Napoli-Girona, perché il Napoli aveva fatto con la Napoli di Valdinon 3-0, 3-0 col Mantova, 4-0 con le Gnatia, con il Brest vincemmo 1-0 l'anno scorso e perdemmo col Girona. E io quel video lo intitolai Sconfitta importantissima. Sono molto tentato da scrivere sconfitte importantissime queste di questo periodo qua, perché ti porta comunque una squadra a non essere troppo ottimista e troppo positiva, nel senso vabbè ma possiamo arrangiarci con Mazzocchi centrale. No e poi no. E dobbiamo essere, mentre siamo possibilisti e equilibrati, dobbiamo, secondo me, o almeno mi sento di dover dire delle cose anche abbastanza nette per prendere un punto, per prendere una posizione e non essere vabbè poi vediamo. No, Mazzocchi centrale non lo posso accettare come concetto, non lo possiamo accettare, ma è chiaro ed è anche inutile dirlo che fa parte di è strano aver messo una partita contro una squadra vera invece di fare un allenamento dopo un amichevole ufficiale. È strano questo, perché poi non hai potuto utilizzare i giocatori che hai utilizzato ieri e quindi ci sono state queste rotazioni strane, Sgarbi esterno sinistro, abbiamo visto Zanoli e Mazzocchi insieme nella stessa squadra, abbiamo visto cose strane che all'occhio di un tifoso che o è poco attento o semplicemente guarda il risultato oppure che vuole avere interazioni, è chiaro che è terreno fertile per sparare a zero e per dire che tutto va male e che andiamo in Serie B. Non mi sembra il caso, come non mi sembra il caso allo stesso momento di rimanere appesi e di dire vabbè ma alla fine è solo calcio d'agosto, tutto a posto, perché quando facemmo lo 0-2 col Girona, voi vi dovete ricordare, noi avevamo una squadra che partiva con Mazzocchi titolare a destra perché avevamo il 3-4-2-1 con Politano sotto punta e Mazzocchi era il titolare a destra. Questo che poi ci portò all'inizio della stagione dove in Coppa Italia per il rotto della cuffia ai rigori, dove cominciammo col Verona con la sconfitta 3-0 pesante, dopodiché si sbloccarono tutte le cose del mercato, arrivò Lukaku, arrivò McTominay, poi chiudemmo Neres proprio all'ultimo anche lui, Gilmour eccetera eccetera, e il Napoli cominciò a cambiare faccia. La novità grossa di quest'anno è che sul mercato ci siamo mossi prima. Di conseguenza il tifoso, o comunque chiunque, anche i tifosi della squadra avversaria, perché la squadra avversaria vede che il Napoli si muove sul mercato in tempo, ti mette la bolla di strafavorito e ti dà questa pressione che devi ammazzare il campionato. Falso! Falsissimo! E no!
E mi dispiace, ma non è così. Quindi il mercato ci può portare a dare dei giudizi forse troppo presto su giocatori che devono entrare in forma, su giocatori che si devono abituare ai nuovi compagni, al nuovo sistema di gioco, al nuovo campionato. Quindi è per forza che vi devo dire dobbiamo stare calmi, ed è per forza che vi devo dire il Napoli non si può fermare qui. Ci sono ancora delle pedine che vanno sistemate e dei dubbi che vanno risolti, e li sappiamo bene, dopo li andiamo a vedere sul campo. Comunque, le amichevoli che lasciano il tempo che trovano, sì, è vero, perché poi alla fine è vero, se tu vai a vedere le amichevoli del 23-24, che stavamo con Garcia, tutti gli ari di luna, eccetera, eccetera, 6-1 con la Naune. La differenza, l'anno scorso non prendevamo gol, questa è una grande differenza, perché oltre a quella là col Girona, il Napoli clean sheet, clean sheet, clean sheet, clean sheet, mentre quest'anno non lo so se è una questione di disattenzione. Con Conte la disattenzione non la c'è, però stiamo prendendo gol, abbiamo preso gol dall'Arezzo, abbiamo preso gol dal Catanzaro, abbiamo preso gol da tutti. Quindi, però, anche con la Casertana hai preso un gol, io ho visto gli highlights, e hai preso il gol di testa sul calcio d'angolo, cosa che invece mi aspetto da noi. Noi dobbiamo essere più forti sui calci piazzati e dobbiamo trovare il modo di sfruttare. Abbiamo aggiunto una bocca da fuoco per la rifinitura che De Bruyne, gli altri la sanno, e invece segna sempre Politano. Assist di Politano, oggi bellissimo il gol di Politano stamattina, e quindi partiamo da una certezza. Ed è assurdo dover dire, dopo tutto questo mercato faraonico, la certezza è Politano. Questo ci può far pensare anche che se un Neres è in grande forma, sapete dove si va a finire, no? Se Neres è in grande forma e Politano è una certezza, Neres è capace che si sposta di nuovo a sinistra, e quindi questo discorso di un Lang che deve ancora entrare nei meccanismi, e probabilmente in questo momento mancano 20 giorni, va benissimo, in 20 giorni si possono fare grandi cose, ma non si possono fare, li voglio chiamare miracoli, ma è il percorso, non si può fare il percorso che Neres ha fatto con Conte, e ci ha messo quell'1, 2 mesi, forse anche 3, per entrare più nelle grazie di Conte, come uno che ha fatto la sua crescita, fa la fase difensiva come si deve, e me lo posso giocare nelle rotazioni. Questa è la cosa che secondo me sta avvenendo con Lang, dopo l'analisi dei compagni che avrà intorno, perché Spinazzola è una cosa, Olivera ne è un'altra, Gutierrez ne è un'altra ancora, la mezzala che deve avere vicino sarà Raspadori, non lo so, non credo, ci immaginiamo più McTominay là, ma riusciamo a inserire anche Anghissà in questa squadra titolare senza sacrificare De Bruyne? Vedete quanti punti di domanda legittimi che abbiamo in questo momento, e che ci devono portare il punto di domanda anche sull'anno. Io mi sono sbilanciato quando arrivò Kvara dai video, io dissi mi sbilancio, questo è un fuoriclasse campione, non mi ricordo che parole ho usato, ma mi ero sbilanciato che questo era proprio un crack. Lang a me piace molto, io mi sbilancio nel dire che è uno che ci può far impazzire, ci può far, come lui stesso dice, alzare sulla sedia e divertire moltissimo, però gli dobbiamo dare tempo. Se già lo giudichiamo come un pacco, o che uno che hai preso che però non è pronto, non ci siamo, e non diamo una mano a un ragazzo che è molto social, che, come sapete, questa è un'altra dinamica che dobbiamo tenere presente nel calcio di oggi. Esiste qualcuno è più affetto da altri, da quello che si scrive in giro, e non tutti riescono a fare la distinzione tra quelli che sui social la sparano grossa perché si vogliono leggere l'insulto anche addosso, però gli arrivano le notifiche in continuazione sul telefono e quindi l'adrenalina scatta, oppure gente che con grande onestà da tifoso si diverte ad analizzare e fa delle considerazioni. Teniamo presente questa cosa con Garcia, giusto il pareggio con la SPAL, poi giochiamo con l'Italia Sport, sempre col girone, dopo i calci di rigore, vittoria con l'Augsburg, vittoria con l'Apollon, ma si può tornare anche indietro a Spalletti, dove abbiamo anche altri amichevoli, quelle là di dicembre, dove andavi, vi ricordate, andammo in Turchia pure, d'estate, 10 con la Naune, 4-1 col Perugia, 2-2 con la Dana, 1-1 col Mallorca, 3-1 col Girona, 0-0 con l'Espagnol, 3-0 con la Juve Stabia. Qua si va poi in quella pausa di dicembre dove pigliamo pure 4 palloni dal Lille, ma era già un Napoli che invece, rispetto a con qualche zoppicata 2-2, 1-1 qua, quel Napoli lì ammazzò tutto il campionato e ci divertimmo tantissimo. Quindi il risultato in se stesso non deve essere una cosa preoccupante, tu devi vedere se c'è la qualità,
se ci sono gli automatismi, se stanno salendo di condizione i giocatori. Io penso che questo lo possiamo cominciare a intravedere. Era saltato lo streaming quando ho rivisto poi il colpo di tacco di De Bruyne che è finito sul palo, se ne cadeva Castel di Sangro una cosa del genere, e belli. Quindi con molta calma, però certe cose bisogna farle, perché in realtà i dubbi coinvolgono un po' di quelli che poi il Napoli ha preso, perché quelli che sono rimasti noi li conosciamo bene. Sembra quasi che sei poco. Allora, li conosciamo a memoria, quello che possono dare e quelli che non possono dare. Già ho sentito, mi sono arrivati ovviamente dei giudizi su Milinkovic-Savic, cioè se stai piantato a terra eccetera eccetera. Piano, calma, io poi voglio vedere da parte di chi faceva la difesa a spada tratta la stessa difesa a spada tratta, altrimenti è una questione di incoerenza. Oppure se si faceva il giudizio su uno si può fare il giudizio anche con l'altro, non è che uno ti sta simpatico ed è sempre incolpevole e l'altro invece sarà la rovina del Napoli. Calma, ma per ora le prime uscite non sono state entusiasmanti. Viene secondo me per essere una seconda scelta che poi può crescere, così come venne Rrahmani e diventò il difensore affidabile. Beukam è un difensore che diventerà un difensore affidabile. In questo momento però, se sta bene Buongiorno, per me continua a giocare la coppia Rrahmani-Buongiorno che ti dà garanzie. Poi come Rrahmani così Beukam gli può scappare un attaccante o gli può non saltare in tempo di testa. Sono giocatori normali da 6,5 che ti possono fare un grande campionato. Non hai preso il Koulibaly che poi lo diventa Koulibaly, che è vistoso, è fortissimo, è dominante, ti fa la pellecchia ogni tanto, però è quello là che tu dici mamma mia. No, ma non è quel giocatore. Sappiamo degli altri, sappiamo bene quelli che sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della coppia Spinazzola-Oliveira, e lì onestamente se viene un Gutierrez per me è un grandissimo passo avanti, perché è una soluzione tattica diversa da quelle che abbiamo, proprio quello che va sul binario fino in fondo e ti può garantire degli assist. Botka, Gilmour, è rientrato Gilmour, lo hanno visto molto bene. Chissà, secondo me non può essere messo in discussione. Come abbiamo rivisto McTominay, è entrato nel secondo tempo, quindi comincia a toccare il campo e il pallone anche lui. De Bruyne deve solamente scendere un po' di pants, nel senso che si vede che sta ancora un pochino ingottato, ma quando diventa brillante, già adesso è proprio una spanna superiore a tutti e da fermo ci fa vedere delle cose. E il Napoli sta facendo vedere anche dei lanci lunghi in più, non solo da parte di De Bruyne, che lo può fare, che si mette in posizione di regista, ma lo può fare Lobot, che l'abbiamo visto fare anche da Gilmour, quindi probabilmente anche qualche tipo di pallata diversa dalla palla che deve arrivare sui piedi di Lukaku, Luka. E idem per quanto riguarda Lang. Per quanto riguarda Luka ci sono in questo momento dei pareri discordanti, ma io direi di andarci calmo. Però dobbiamo tenere presente che la soluzione a questi dubbi di mercato che il Napoli può ancora avere, cioè terzino sinistro aggiuntivo, l'esterno sinistro aggiuntivo, il terzino destro tra Zanoli, Mazzocchi, Guanlu, queste risoluzioni qua, secondo me potrebbe volerci un altro po' di tempo, anche per come andò a finire il mercato l'anno scorso, cioè in extremis risolvere le situazioni che poi ti portano a costruire la squadra che ha fatto tutto il campionato. In questo momento non ce l'ho chiara io qual è l'impianto di squadra che vuole portare Conte avanti, perché abbiamo una competizione in più e quindi si deve fare qualcosa in più. L'idea di un Neres che può partire favorito a sinistra al posto di Lang in questo momento, insieme alle altre soluzioni, che può essere Spinazzola, che può essere McTominay, che può essere un Raspadori con un leggero cambio di modulo, secondo me dobbiamo cominciare a tenere presente Neres in questo momento, perché in questo momento di forma Politano rientra ed è subito decisivo e Neres mi era sembrato quello più in palla dei nostri. La speranza è che lo sposti a sinistra e resta in palla, e non che gli abbiamo visto fare delle cose bellissime perché sta a destra dove si trova meglio. La speranza è proprio quella, che lo rimetti a sinistra e comunque, come ha fatto in diverse partite l'anno scorso, ti risulta importante, decisivo, efficace. Quindi io veramente invito alla calma quelli che si stanno prendendo collera leggendo i social, quelli là che lo fanno di proposito. È inutile invitare alla calma loro, perché lo continueranno a fare di proposito. Retrocessione, dimettiti, queste cose qua voi le dovete
dovete leggere con un'altra lente, capire che lo fanno senza nemmeno crederci, è un gioco, è un essere clown con la cerchia dei loro amici, eccetera eccetera. Non è un vero dibattito calcistico basato su nulla, è chiacchiera fumosa che non porta a niente, è uno scherzo, it joke. A quelli che invece vogliono veramente discutere, secondo me, le potenzialità che possono essere di Lucca, di Lang, dello stesso Beuke, ma si possono discutere con grande calma, senza aspettarci il conquibus subito, dando un po' di tempo, perché alle volte ci sono giocatori che danno subito il massimo e subito li vedi. Kvara è stato così, e forse è stato anche un po' sottovalutato, è stato dato per scontato che prendi uno e subito ti va a performare come ha fatto Kvara al primo anno. Non è così, non è da tutti, e quindi diamoci un po' di pazienza. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, e ricordo a quelli che si vogliono abbonare o a quelli che sono in fase di abbonamento per il Fantacalcio, frate presto perché sto per chiudere. Ricordate, si sta per chiudere.